Siamo con Mattia Stella, presidente Arcigay di Vicenza, e gli chiediamo un commento alla notizia di Gianni Bertoncini e Piero Principe che si sono uniti in unione civile pur non essendo omosessuali. In un primo momento la notizia mi ha stupito leggendo i titoli dei giornali, poi ragionando sulle interviste che ho letto in questi giorni mi sono reso conto che in realtà si tratta semplicemente di due adulti, anche seppur eterosessuali, che decidono di non coabitare perché coabitavano già assieme, ma decidono di tutelare la loro coabitazione, il loro rapporto di amicizia e quindi di sostenersi a vicenda e ricorrere all'unione civile che garantisce loro dei diritti ma anche dei doveri. Quindi da questo punto di vista trovo che la polemica sia eccessiva in questi giorni. Quindi come commenta le dichiarazioni di Aurelio Mancuso, presidente di Equality Italia, che ha parlato di abuso morale nel caso di Gianni e Piero. Io rispetto l'opinione di Aurelio Mancuso, però allo stesso tempo apprezzo l'onestà di questi due amici di Schio che fanno coming out della loro amicizia e decidono di rendere anche la comunità partecipe di un problema che esiste nel nostro paese, che è quello anche, anzi dei tanti problemi che esistono nel nostro paese, partendo dalla pressione fiscale, dal fatto che quando si vive da soli ci sono dei problemi in più rispetto a chi è famiglia e così via. Quindi le questioni aperte sono tantissime. Credo che però questa loro scelta non tolga nulla al movimento LGBT, cioè noi ci battiamo per i nostri diritti ma anche per i diritti delle altre persone e quindi se due persone decidono di tutelare la loro esistenza, di vivere felici assieme, anche se la loro relazione non è d'amore ma è di profonda amicizia, che male c'è? Quindi nessun abuso, lei è d'accordo con quanto dichiarato anche da Cirinà. Assolutamente sì. Quante sono le unioni civili nel comune di Vicenza ad oggi? Non c'è dato sapere il numero esatto delle unioni civili oggi nel comune di Vicenza. Sappiamo che in queste settimane ce ne sono state altre e altre ancora sono programmate per i prossimi mesi. Sono felice del fatto che anche la provincia stia rispondendo bene, che soprattutto in provincia ci sono state parecchie unioni civili e non solo tra uomini come sospettavamo in un primo momento, ma tantissime tra donne, tra coppie di donne. E quindi credo che sia, molte avvengono in sordina, pur essendo accolte dalla comunità in cui vivono, e quindi questo è un segnale assolutamente positivo. Quindi togliamo le polemiche dall'amore e lasciamo che le coppie finalmente vivano liberamente la loro relazione. E non c'è stato nessun impedimento che vi risulti come Arcigay da parte di amministratori pubblici contrari alla legge Cirinà? Ci sono state delle segnalazioni, ci sono stati dei comuni dove con la scusa che gli uffici preposti non erano ancora pronti hanno dovuto rimandare le prime unioni civili, quindi ci sono state delle coppie che hanno optato non per il comune di residenza ma per un altro comune lì vicino, insomma. E spero che queste siano difficoltà ormai superate e poi si registra la presa di posizione di alcuni sindaci come quello di Schio che si è espresso in modo contrario alle unioni civili o come il famoso Joe Formaggio che non perde occasione per sparare a zero su tutto quello che è diverso da lui. E, però insomma credo che sia un percorso. Ci aspettavamo che le cose non sarebbero andate lisce come l'olio, però tutto sommato al di là delle prese di posizione dei singoli amministratori o amministrazioni, crediamo che comunque da parte della comunità la risposta sia positiva. Quindi, nonostante il più o meno legittimo rifiuto da parte di alcune persone, nessuna amministrazione sinora ha fatto ostruzionismo. Almeno non ci risulta, almeno non a viso aperto, insomma, ecco. Quando sapremo della prima coppia che proverà a unirsi civilmente ad Albettone, allora poi andremo a vedere lì cosa accade, insomma. Però ricordiamo che agli omosessuali e alle lesbiche che vogliono unirsi civilmente, che
esistono dei comuni come quello di Vicenza e altri ancora che mettono a disposizione anche luoghi selezionati, molto belli per le loro unioni civili. Quindi credo che la nostra provincia sia pronta a tutto questo.